Il 18 giugno al Pala Fabris si è tenuta la festa conclusiva della stagione sportiva 2013-2014, organizzata dalla FIPAB di Padova. Più di 1500 persone hanno aderito alla serata. L'evento, presentato da Massimo Salmaso, è stato l'occasione per premiare tutte le formazioni che hanno vinto i campionati di divisione e giovanili, le società che hanno ottenuto promozioni in campionati regionali e nazionali, arbitri e dirigenti che si sono messi in luce durante l'anno. È sempre un bel momento trovarci qua in compagnia di tutta la pallavolo padovana e in particolare mi fa molto piacere ricevere questo premio che ho il piacere di condividere con tutti i dirigenti della mia società, perché so quanta fatica e quanto lavoro c'è dietro, quindi questo è il mio primo pensiero. Non sono le solite frasi fatte e non sono le solite parole, sono parole che vanno comunque dette, perché effettivamente è tutto il movimento che produce tutto questo lavoro ed è giusto che sia anche premiato, quindi grazie. È stata una stagione intensa, lunga e degna e piena di soddisfazioni, ricca di soddisfazioni. Abbiamo per l'ennesima volta passato i 10.000 atleti e per l'ennesimo anno consecutivo abbiamo superato i tesserati dell'anno precedente arrivando a 10.700. Ci posizioniamo sempre dopo due grandi province, Milano e Roma, e questo ci rende orgogliosi. Abbiamo superato anche in questa stagione le 6.000 partite che ci hanno portato a occupare una stagione veramente intensa. Abbiamo organizzato due grandissimi tornei, il Memorial Boscaro nel periodo natalizio e il Campesan Under 16 femminile a febbraio, che ha visto nelle nostre prime 4 formazioni le 4 formazioni che hanno poi partecipato, che hanno vinto la fase nazionale del torneo di categoria. Cosa possiamo chiedere di più a una stagione sportiva? Siamo qui con questo grande pubblico che ci attende per queste premiazioni, speriamo che sia di auspicio per una prossima stagione ricca di soddisfazioni come questa. Siamo molto contenti perché la stagione del settore giovanile è andata benissimo, i numeri sono stati molto alti per quanto riguarda la partecipazione dei nostri mini atleti che si sono ben comportati sia nel campo che nella solidarietà, e qui quest'oggi al Pala Fabris vedremo anche il risultato della raccolta Città della Speranza e Cuama e di tutto lo sforzo che questi bambini mettono nel campo e nel pensare anche ai bambini meno fortunati di loro. Nel corso della manifestazione sono stati consegnati contributi raccolti a favore della Fondazione Città della Speranza e del QAM Medici con l'Africa. Secondo me questo abbinamento solidarietà e sport è bellissimo, innanzitutto perché abituiamo i giovani che finché si fa sport ci si forma nel fisico, si forma anche la parte emotiva, la parte dedicata agli altri, quelli che oggi non sono qui a partecipare, quindi la trovo veramente un'attività molto nobile. Oggi mi stupisco ancora una volta perché questo movimento è riuscito a superare quella soglia che pensavo fosse veramente invalicabile, e quindi veramente vuol dire che c'è un lavoro di squadra tra comitato e tutte le società che stanno facendo veramente un grande lavoro, facendo crescere la pallavolo veramente a livelli incredibili. Faccio anche i complimenti, credo siano doverosi, perché credo che anche per la pallavolo Padova quest'anno sia stata un'annata eccezionale, perché vincere Coppa Italia e campionato credo non sia veramente encomiabile, e quindi un grande in bocca al lupo per il futuro, ma soprattutto i complimenti per quello che ha fatto anche questa società padovana. Grande soddisfazione perché abbiamo vinto nella stessa annata la Coppa Italia, in più siamo riusciti a passare dalla 2 alla 1. Una grande soddisfazione è stata anche avere un grande pubblico. Quest'anno abbiamo fatto un pubblico che ha raggiunto nelle ultime partite quasi 3.000 persone, e poi un'altra grande soddisfazione sono i nostri giovani che stanno facendo benissimo. Noi comunque abbiamo giocato con una squadra con un 60% di giovani, quindi credo che per noi questa sia stata veramente una grande annata con la A maiuscola. Il livello che abbiamo trovato quest'anno era particolarmente elevato, a discapito purtroppo di un regolamento che non ha sicuramente favorito chi ha vinto il titolo regionale. Facciamo comunque enormi complimenti a Treviso dicendo che poteva essere una finale tutta veneta, e questo fa vedere che stiamo lavorando veramente bene qui in Veneto. Sicuramente quest'anno è
stato un anno molto impegnativo in cui abbiamo dato adito a tutte le nostre risorse per poter andare incontro anche alle esigenze delle squadre. L'obiettivo dal punto di vista arbitrale è stato quello di coprire il maggior numero di gare possibili con chiaramente la disponibilità che avevamo, e sicuramente credo che alla fine siamo riusciti ad arrivare comunque a un buon risultato. E dal mio punto di vista sicuramente sono consapevole che tutti gli arbitri hanno dato il massimo nelle gare in cui hanno arbitrato, compatibilmente anche alla loro capacità e al loro livello, nell'ottica e nell'obiettivo di far sì che il movimento della pallavolo padovana possa essere, diciamo così, un modo, un momento per tutti gioioso e di stare assieme, in comunione assieme. Io non ci avevo mai partecipato ed è stata un'emozione grande perché è stato un anno difficile, però che ha portato grandissime soddisfazioni, e abbiamo passato un anno con un bellissimo gruppo, ci siamo trovate benissimo e niente, poi giocare a pallavolo è la vita nostra, insomma, quindi è bello essere premiati per aver raggiunto un risultato in uno sport che ci piace tanto. All'evento era presente anche il nuovo assessore allo sport del comune di Padova, a cui facciamo gli auguri di buon lavoro, non dimenticando di ringraziare il precedente amministratore Umberto Zampieri per il proficuo contributo che ha saputo dare alla pallavolo padovana. Sì, sono molto contenta di essere stata invitata qui, anche perché ho seguito anche quest'anno gli eventi della pallavolo Padova, specialmente con il passaggio in A1, e sono molto felice per questi ragazzi. Cercherò di dare il meglio al mondo dello sport, della pallavolo e di tutti gli sport in generale, anche perché ho avuto molte manifestazioni di affetto e di stima da tanti amici del mondo dello sport, infatti, e anche da altre situazioni. Niente, mi darò da fare il più possibile. Come ho già detto, le spalle sono grosse da ex nuotatrice e ci impegneremo al massimo. Anche quest'anno ci piace concludere il servizio sul mondo del volley padovano con la citazione che a noi sembra più appropriata: la pallavolo è la celebrazione del fare insieme.